Non ci sono alcune critiche, devono essere elaborate le dichiarazioni di Tria nel contesto. Egli semplicemente ha detto che noi stiamo lavorando in un percorso e il percorso è un percorso virtuoso. Dice che occorre ovviamente che le materie richieste, quelle che vengono concordate, devono essere costituzionali e su questo non c'è dubbio. Nella mia bozza non ci sono che materie costituzionali. Non vi è nessun dubbio sotto il profilo economico, questo non l'ha detto Tria, tant'è che io ho in mano dei pareri proprio del MEF su tutto l'impianto che danno favorevole. Vi sono purtroppo su alcuni temi, su alcune competenze, non si è trovato l'accordo con alcuni ministeri, vi sono parti di accordo con alcuni ministeri, sono dei punti nodali sui quali occorre ovviamente prendere delle decisioni. Sullo stesso impianto generale è importantissimo il dibattito parlamentare e il confronto con il Parlamento, dal quale ne emergerà sicuramente un lavoro, io non dico ottimo, ma io spero buono. Io il mio lavoro l'ho fatto, le bozze sono state stese, vi sono alcuni punti appunto si diceva che devono essere sicuramente sviluppati. Oggi lo vediamo, siamo in un clima elettorale, sicuramente è un clima più effervescente, io mi aspetto che sicuramente dopo le elezioni europee questo tema deve essere prioritario. Si deve arrivare a un'intesa sull'autonomia perché sono una richiesta di cittadini, di governatori, di presidenti di regione ed è contenuta nella Costituzione, è un diritto costituzionale.